probabilmente non siamo più una Repubblica Democratica, siamo diventati un paese anarchico dove Sì, questa è una tutto può conferenza accadere. di lancio di un'iniziativa che proponiamo per venerdì prossimo. Ci saranno 10 punti tipo questo, con dei gazebi presenti, in cui saranno presenti i nostri iscritti, amministratori locali, e che a questo punto punteggerà sia sulla provincia di Treviso che su Vicenza il passaggio della volontà. Per lanciare il nostro linea di indirizzo noi siamo responsabili come sempre, quindi siamo qui a dire che va completata, però non vanno dimenticate le cose che erano state messe sul piatto un po' di anni fa e che paiono disattese. Quindi c'è tutta la partita delle compensazioni ambientali che forti amministratori locali nostri hanno richiesto con forza, appunto con mozioni in Consiglio Comunale. Non vanno dimenticate, non vanno dimenticati gli espropriandi, gli espropriati. Lì ci sono degli indennizzi che sono quasi più urgenti che avanzare dell'opera, perché chi ha una propria azienda agricola, che ha il passaggio dell'opera sul proprio giardino di casa, ha un chiaro disvalore se non è compensato da quello che è previsto dalla legge. Quindi siamo qui presenti a tutta forza per ribadire che il Partito Democratico c'è, che l'opera va completata, ma va completata nel migliore dei modi.